Ciao Samu, abbiamo fatto 100, Bravo, bravo. 100 sono tanti, Sai che mi somigli? Ho deciso di creare un altro show. Mi vedrete ogni giorno. It's me, Samu! When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Non è il mio compleanno, siamo a 100 vlog. Raga, questo episodio durerà 1000 minuti, non so quanto perché non mi interessa. Il 100° episodio. No! Io sto andando a giocare, quindi sono a 1000, ma la cosa importante cos'è? Che l'episodio è il numero 100! Quindi siamo a 100! Grande Samu, continua così, che stai facendo davvero bene. Ti seguo, ho la tazza, quando mi abbraccio che sembrano due. Grande Lillo, supporto massimo dalla tua terra, massimo. Massimo, lo supporti tu. 100 episodi, che dire. Volevo fare qualcosa di particolare per il 100° episodio. Vi ho chiesto di mandarvi un po' di video, mi avete mandato un sacco di video. Ciao Samu. Ciao Samu. Ciao Samu. Ciao Samu. Ciao ragazzi. Ciao Samu. Ciao Samu. Ciao ragazzi. Ciao Samu. Ciao Samu. Ciao Samu. Ciao ragazzi. Ciao Samu. 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 Ciao raga. Ciao Samu. Ciao Samu. Purtroppo per questioni di tempo non sono riuscito a metterli tutti perché sarebbe stato impossibile montarli in un unico video. Però ho cercato di fare qualcosa di diverso. Molti mi hanno chiesto: te l'aspettavi di arrivare a 100 video? E la risposta è sì. Dall'inizio, se notate, anche il primo episodio è intitolato La missione #001. Avevo già messo 3 cifre perché il mio obiettivo era arrivare almeno a 100 video. Quello che non sapevo è che sarei arrivato a 100 video, io pensavo con un po' di persone, con 100-200 persone che mi seguivano, quando in realtà abbiamo creato una community incredibile. Su Facebook siamo 20.000, su Instagram siamo più di 25.000 e soprattutto una community reale. Ci siamo incontrati, mi scrivete tutte le settimane, vi siete conosciuti fra di voi. Spesso vi ringrazio. Per questo episodio faccio qualcosa di diverso, lo so, non è molto umile, però mi ringrazio da solo, diciamo, perché credetemi che fare il montaggio, pensare al vlog, filmare e soprattutto avere quella costanza di tenere 2 anni un episodio tutte le settimane saltando solo una volta perché ero appunto in Messico non è stato semplice. 100 episodi, quindi 100 settimane, almeno 1000 minuti di vlog di media, non so quante 1000 ore di montaggio. E quindi per creare questo episodio vi ho chiesto di inviarmi un po' di video. Ora, questa cosa è fantastica, che già il fatto che ci siate, che mi diate rete e vi mettete a filmarvi, vuol dire che la situazione è veramente sfuggita di mano. Ma a parte ciò, vi posso dire che l'obiettivo era abbastanza chiaro, però diverse volte ti viene meno voglia di farlo, ti viene voglia di mollare un po'. Ci sono stati tanti messaggi belli che mi avete inviato, però ho ricevuto anche questo che vi voglio far vedere e capite il motivo per cui nel tempo, con tutti i messaggi che mi avete mandato eccetera, perché sono andato avanti. Eccolo. Ciao raga, io sono Gianluigi di Cagliari. Perché seguo il vlog? Ho iniziato a seguirlo casualmente in un momento buio della mia vita professionale e mi ha aiutato tantissimo, quindi seguite il vlog. Grazie di cuore, grazie. Poi che dire, il vlog di per sé mi ha permesso di conoscere un sacco di persone, mi ha permesso di conoscere persone come Fabio Cordella. Ciao Samu, sono Fabio, ebbene sì, siamo a quota 100. Persone come Fabrizio Miccoli. Ciao Samu, abbiamo fatto 100, Bravo, bravo. 100 sono tanti, Sai che mi somigli? A Iva Zanicchi. 100. Ciao Samu, grande Samu. Grandissimo. E tante altre persone che hanno la stessa importanza, che hanno significato qualcosa in questo percorso di 2 anni. Messaggi di amici che ripercorrono la strada che percorravamo assieme tanti anni fa, andando alle medie, andando al liceo. Persone che cercano di diventare direttori creativi e si inventano video particolari tipo questi. 97, 98, 99. Io il 100, dai Samu. Non ci credo, siamo a 100. Oh Samu, siamo a 100.
Raga, c'è poi chi, non contento di mandare un video, me ne ha mandato 4 o 5 dicendomi scegli tu quale preferisci, e io non potevo che non metterli tutti quanti perché Camillo e Lucrezia mi hanno fatto veramente morire. Da 0 a 100. Da 0 a 100, da 0 a 100. Samu sono 100. 100. Samu sono 100. 100. Fantastici, raga, fantastici. 100 vlog per te non possono bastare. Ma fondamentalmente persone che ci mettono la faccia come tutti voi, anche solo per supportarmi, per mandare un messaggio. Siamo a 100. Noi dello Zoccolo d'Oro vogliamo un premio. No, scherzo. Ci vediamo alla 1000ª puntata. Dalla colonia londinese chiamata Sydney, Samu, siamo a 100. Siamo arrivati a 100, ti mando un saluto dalla Finlandia. Qua fa freddissimo, ma c'è la gente che si fa il bagno in mare. A presto, continua così. Finalmente si è arrivato a quota 100 e ti auguro di arrivare a quota 200, 300, 400, il migliore. Sono Gabriele, ti seguo da Londra e ho iniziato a seguirti perché davi e dai buone informazioni su Londra e mi sei stato molto utile. Poi non ho potuto fare a meno di non seguirti. Sei un grande. Ciao! Io sono Dario e sono un videomaker di Torino e seguo il Samus Vlog perché mi sono appassionato alla tua vita imprenditoriale e alle esperienze che ci racconti. E poi adoro Londra, ma non sono mai stato in Sardegna e quindi dovrò rimediare assolutamente. Auguri per i primi 100 e ci vediamo nel futuro! Io mi chiamo Elena, vengo da Cagliari e ormai seguo il Samus Vlog da circa un anno a questa parte. Lo seguo perché penso che Samu, oltre a essere un'ispirazione dal punto di vista professionale, lo sia anche da quello personale e umano. Quindi complimenti Samu per questo grande traguardo. Grande Samu, siamo a 100! Sono Valentina, ti seguo da Londra, ti seguo perché sei una grandissima fonte di ispirazione, sei un grande lavoratore e sei costante e questa è una cosa molto positiva da trasmettere nei social e noi abbiamo tanto bisogno di esempi come te. Ciao! Siamo i raga di Mestre! Ciao! Sono Silvia Giorgi, ti seguo dall'Italia, precisamente dalla Romagna e ti ho conosciuto su Facebook. Ti devo ringraziare perché mi hai dato ispirazione per cominciare a realizzare quello che avevo in testa da un po' e quello che volevo, diciamo, esprimere attraverso i miei video, quindi grazie, ciao! Sei un grande, ti invidio tanto per il fatto che sei a Londra, non per i vlog quelli di fare di te, devo seguire io te assolutamente perché sei un grande, ti abbraccio fortissimo e in bocca al lupo per tutto. Sono Alessandro, vivo a Londra da 2 anni e lavoro a Canary Wharf, ti seguo dal primo vlog e sei un esempio da seguire. Mi raccomando, continua a spaccarle tutte. Silvana, Olbia, Sardegna. Sono Francesca e seguo il Samus Vlog perché ho vissuto 7 anni a Londra prima di trasferirmi in Australia e ogni venerdì rivivo la magica Londra. Un saluto a tutti. Mi chiamo Natalia, ti seguo da Ristano, quindi dalla provincia di Ristano, quindi in Sardegna. Quello che ti voglio dire dei tuoi vlog è che sei veramente una persona fantastica, continua così. Bacioni, ciao! Un saluto dalla Sardegna, precisamente da Oristano. Felice di far parte di questa community. Vi mando un abbraccio grandissimo dalla vostra old raga. Mi chiamo Vanessa, seguo il tuo vlog da quasi un anno, ti seguo dalla Musei. Sono Eleonora, sono 100 vlog ormai che ti seguo. Attualmente ti seguo da Cagliari, ma a Londra ho avuto il piacere e la fortuna di conoscerti di persona. Continuo a seguire il vlog perché credo che tu sia una grande fonte di ispirazione per noi giovani. Ti faccio ancora i complimenti per la determinazione e per i 100 episodi del vlog. Buona! Sono Pasquale, ti seguiamo da Monfalcone, Gorizia. Sono qui col mio piccolo figlio, non te lo faccio vedere, ma siamo degli appassionati di Londra. Ciao! Sono di Roma e ho iniziato a seguire questo vlog perché è molto interessante. Sono Cristina da Trento, ti seguo perché sei un grande e perché sei un esempio per tutti i ragazzi e anche per noi adulti. Buona giornata, un abbraccio da Trento. Mi chiamo Stefano e ti seguo dalla provincia di Oristano, precisamente da Movero, seguo il vlog da circa un annetto. Sono Marilena e sono anch'io una raga della community. Ho iniziato a seguire perché in classe cercavo dei video su Londra da far vedere ai miei ragazzi e quindi sono stata rapita dal dinamismo, dall'intraprendenza e dalla carica che Samu trasmetteva. Un saluto da Lorenzo al Mare, Imperia, ciao! Sono Luca, ti seguo dalla Sardegna, ho iniziato a seguirti perché mi piace molto il mondo dell'imprenditoria giovanile, ti ho anche messo nel mio to-do-list, quindi ogni venerdì mi arriva la notifica di guardare il nuovo vlog e continua così. Sono Simone da Milano, sono molto contento di far parte di questo progetto per il vlog numero 100 di Samus Vlog. Seguo Samuele praticamente dall'inizio, quindi non posso far altro che congratularmi con lui per
questo fantastico traguardo e fargli nuovamente complimenti per tutto quello che ha fatto fino ad oggi e per quello che ancora farà nel suo futuro. Vi saluto caldamente, un saluto a tutti voi, un saluto a Samu, a tutta la Traslo Service e a Marica anche. Ciao! Senti, io penso di essere la più grande tra tutti quelli che guardano il tuo vlog, perché sono una mamma, la mamma di una ragazza che vive e lavora a Londra, e per questo motivo ho pensato di seguire il tuo vlog, perché voglio rimanere sempre aggiornata su tutte le novità che riguardano questa bellissima città. Saluti a tutti, ciao Marica! Chiamo Niccolò, ti seguo da Pescia, un paesino della Toscana vicino Collodi, sai, Pinocchio, no? Sei un grande, continua sempre così. Seguo il vlog da un anno, quando facesti uscire il video su Londra, sul Natale, sempre tanta roba come dici te. Continua così, go go go! È veramente fantastica questa cosa, quindi grazie di cuore. Questo vlog 100 comunque voglio che sia particolare, e oltre a tutti i vostri video, due cose mi sono saltate in mente. La prima, volevo chiedere a voi che ne pensate di creare un gruppo su Facebook, che non è la pagina che gestisco io, ma è un gruppo gestito da 2 o 3 di voi, non so chi lo voglia fare. È impegnativo, vi assicuro che è impegnativo, chiamato appunto Samus Vlog o il raga di Samus Vlog, quello che volete. Una cosa che mi piacerebbe un sacco è che sì, c'è l'interazione sotto i miei post su Facebook, su Instagram, però con un gruppo vi conoscete ancora meglio fra di voi. Magari ci sono 2 o 3 moderatori, 2, 3, 4 moderatori, cerco di darvi una mano anche io, però può essere una buona iniziativa per incontrarvi, per conoscervi, per parlare del più del meno, perché non sempre magari io la settimana trovo l'argomento di cui volevate parlare o di cui volevate scambiare 4 chiacchiere, quindi questa è una proposta. La seconda cosa, non so se è una buona notizia per voi o una penitenza o una minaccia, diciamo, ho deciso come al solito mancano 10 minuti alla torta ancora. Raga, vi assicuro che è una squadra niente, sono fantastici, vabbè. La seconda cosa, come sapete il vlog è molto impegnativo, ma mi piace sempre complicarmi la vita, non mi basta. Quindi, attenzione, non so perché lo sto dicendo, ho deciso di creare un altro show. Mi vedrete ogni giorno, non so, è una minaccia, tranne il sabato e la domenica, concedetemeli. Ogni giorno, solamente per 3 minuti di orologio, ci sarà un conto alla rovescia che conta, e quando scadono i 3 minuti la connessione si distaccherà. Sarà la mattina, sarà presto, saranno le 7:15 inglesi e quindi 8:15 italiane. Tutte le mattine andrò in live su Facebook e YouTube contemporaneamente, e poi un'ora dopo uscirà l'episodio ristretto quindi da 1 minuto su Instagram, e sarà una specie di show, fare colazione con me, una specie di radio, rassegna stampa. Ci sarà 1 minuto dedicato a qualche notizia particolare del giorno che ho letto, ci sarà 1 minuto dedicato a ciò che andrò io a fare con Traslo Edit Media la mia giornata, e ci sarà 1 minuto per rispondere alla domanda più interessante o a 2 o 3 domande più interessanti. Ci sarà in sottofondo sempre una canzone diversa, perché voglio che sia un po' tipo radio, perché amo la musica e vi racconterò che musica sto ascoltando, chi è il gruppo, eccetera eccetera. Non so ancora bene cosa sarà, ma sarà un mio svegliarmi con voi, ed è un impegno in modo che tutte le mattine alle 6:30 sono in piedi e alle 7:15 sarò live. Questa cosa inizierà già da lunedì, non ho la più pallida idea di come farlo, ripeto, forse è una minaccia. Per chi non riesce a seguirmi in live, la diretta non scomparirà, lascerò tutti gli episodi là, ripeto, solo 3 minuti, al terzo minuto l'episodio finisce, se ho finito la frase o meno l'episodio si interromperà, tutti i giorni tranne sabato e la domenica. No, se è un po' un suicidio questo. Lo sapete quanto sono aperto, e vi spiego anche perché lo sto facendo. 1, perché amo condividere e vorrei veramente condividere tutti i giorni in qualcosa. 2, perché mi costringe un po' a essere in piedi alle 6:30 tutti i giorni per prepararmi ad essere live alle 7:15. 3, non vi nego che anche a livello di marketing, Instagram, Facebook, YouTube naturalmente premiano anche la costanza, e quindi un episodio a settimana mi sembra troppo poco. Questo è quanto. L'unica cosa che non so ancora è il nome dello show. Se vi viene qualche idea scrivetemela sotto nei commenti, tipo buongiorno da Samu, o colazione con Samu, o Samu Show, sarà sempre sulla stessa pagina del Samus Vlog. Non so se era un episodio particolare, speciale, ma c'eravate voi, quindi è molto speciale, vi ringrazio. Ho preso la torta, sono quasi le 5, alle 5 gli ho detto ai ragazzi che avrei portato la torta, ce la saremmo mangiati assieme. L'ultima cosa, ci tenevo, perché la prendo sempre in giro, la stresso, la rompo un sacco le scatole, ci tenevo davvero a ringraziare Marica, che in questo viaggio comunque mi ha supportato. Amo, grazie per tutta la pazienza. Andiamo a dare la torta ai ragazzi, ci tengo a dirvelo davvero, grazie di cuore per tutto il supporto.
Condirola in prima. Sam, do you want a cake? Yeah. Dai, non è il mio compleanno, ma spengo la candelina. Ho preso la telecamera per una volta. Purtroppo siamo arrivati a 100. Pensavo e speravo non ci arrivassimo. Scherzo ovviamente. So quanto lavoro c'è dietro. E niente, sono orgogliosa di quello che fai e speriamo vada sempre meglio. Sperando che non metti nei video ovviamente. Dai, mi sto vergognando. No, non lo usi, Amore, when the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.